Era il 3 gennaio 1892 quando veniva stampata la primissima copia del settimanale diocesano La Vita del Popolo. Il 3 gennaio scorso, come ogni compleanno speciale che si rispetti, il traguardo dei 120 anni è stato celebrato con il tradizionale taglio della torta. Molte le persone che hanno affollato Casa Toniolo per festeggiare insieme all'attuale redazione del giornale. Alcuni ex direttori, molti collaboratori, lettori, simpatizzanti che hanno testimoniato come il settimanale sia cresciuto grazie proprio alla vicinanza alla sua gente. Monsignor Paolo Magnani, vescovo emerito, ha fatto gli onori di casa ricordando il valore sociale ed ecclesiale del giornale negli anni. Subito dopo i giornalisti della redazione, Bruno Desidera, Alessandra Cecchin e Lucia Gottardello, hanno ricordato gli appuntamenti speciali per l'anniversario, i convegni di marzo, la festa in Piazza di Maggio, il calendario e il concorso per i ragazzi delle superiori. C'è stato anche un particolare collegamento telefonico con l'attuale direttore del settimanale, Monsignor Lucio Bonomo, che si trovava in Ciad per una visita alla missione diocesana. In tanti hanno voluto condividere anche al nostro microfono il personale ricordo di Vita del Popolo. Monsignor Cusinato, lei ha diretto il settimanale negli anni '80 e poi ha preparato anche il 90° del giornale stesso. Intanto quale ricordo personale ha? È stata una bellissima esperienza, anche perché in quegli anni abbiamo fatto fare un salto al giornale perché abbiamo finalmente costituito una redazione e abbiamo cominciato a produrlo in casa, e attrezzandoci anche. E abbiamo avuto in questa nostra apertura verso anche la società civile, oltre che verso la Chiesa. Allora lo slogan del 90° era giornale di Chiesa, giornale di popolo, e riprendendo i contatti, i rapporti con le casse rurali, con le cooperative, con le associazioni, anche coi partiti, abbiamo trovato un grande consenso. Ecco, ricordo che siamo arrivati a 24.000 copie come era all'inizio del giornale. È stato un recupero e un consenso ampio. Questa è stata veramente una bella esperienza, ma soprattutto si viveva dentro la realtà della gente. Ecco, l'equipe era molto affiatata e si viveva molto a contatto diretto con le realtà non solo della Chiesa ma anche della società. Guai se non fosse nato anche La Vita del Popolo in contemporanea alla cooperazione, e guai se non esistesse ora, perché del popolo tutti si riempiono la bocca, ma parlare del popolo tante volte non fa notizia e c'è solo La Vita del Popolo che parla del popolo. Sono passati 120 anni dalla nascita di questo giornale e dalla nascita delle prime cooperative in questo territorio trevigiano. Sono cambiati radicalmente i tempi, quello che non deve cambiare è lo spirito che ha ispirato allora queste opere e che deve continuare ad ispirare ancora oggi. Giandomenico Mazzocato, scrittore appassionato della storia e della cultura locale, ecco, quale valore ha anche a livello proprio culturale un settimanale che racconta la vita del popolo? Io ho pubblicato il mio primo pezzo su Vita nel 69, poi sono entrato in redazione e per 1 decennio e mezzo l'ho anche diretta. E devo dire che ho conosciuto il mondo che poi è diventato centrale alla mia narrativa. Tieni conto che ho vissuto anche tutta la stagione del passaggio delle tecnologie. Quando ho cominciato io c'era solo la linotype e solo l'odore del piombo, e ho vissuto tutta la stagione dei passaggi. Quindi devo dire che ho imparato 2 mestieri, quello di scrivere e quello di gestire la scrittura. E continuiamo a sentire i collaboratori di Vita del Popolo. Mariano Montagnin, che cosa rappresenta Vita del Popolo per il territorio, per il popolo stesso, per dare voce alla gente? Beh, è una straordinaria risorsa, e quando noi scriviamo, e noi scriviamo sempre di fretta dalla domenica al lunedì mattina, è una corsa contro il tempo. Noi lavoriamo soprattutto la domenica
e dobbiamo stare molto attenti perché ciò che si scrive sulla vita del popolo conta tantissimo. Un articolo sulla vita del popolo viene letto con grandissima attenzione, deve essere una settimana nelle case, se c'è qualcosa da dire puoi stare sicuro che ti chiamano immediatamente. Una presa di posizione della vita del popolo, un articolo della vita del popolo pesa tantissimo e questo ci carica di enormi responsabilità. Dai collaboratori storici ai collaboratori giovani degli ultimi anni di Vita del Popolo, Cristina, cosa significa fare giornalismo su un settimanale cattolico? Allora, dal mio punto di vista credo che sia intanto un modo diverso di confrontarsi in quello che è il settore sociale. C'è un'attenzione particolare rispetto a questo settore e credo che appunto anche per chi scrive, anche confronto stesso con la redazione sia diverso rispetto ad altre realtà e il valore aggiunto credo che sia proprio questo spirito di rispetto e di diversa valutazione di tutte quelle che sono le realtà sociali e delle difficoltà ma anche delle realtà insomma, che circondano tutto il territorio. Vita ha radici lontane, affonda le sue origini tra la gente e ora guarda a questo speciale anniversario e ad un futuro dove la vita del popolo continui ad ispirare e ad essere raccontata.